sia la vostra manifestazione sia questa tavola rotonda, che costituisce il secondo momento, diciamo, del nostro incontro. La prima è l'incontro con i produttori, ovviamente, è stata la cosa più significativa, che già un po', come si può dire, impegnato sia per quanto concerne l'incontro con questa filosofia non solo di produzione, ma direi proprio anche un po' di vita, perché è una scelta fondamentale sotto questo profilo, sia anche, se vogliamo, un incontro con il pubblico che forse questo settore in particolare non conosceva in maniera scontata. Ecco, dicevo, il primo momento è stato questo. Il secondo momento è quello che vi stiamo vivendo adesso, un focus, una puntualizzazione su cosa significa il mondo del naturale. Ho detto naturale non a caso, perché parlare di biologico, biodinamico, eccetera, significa chiaramente addentrarsi su terminologie che devono anche trovare una collocazione ben precisa e corretta. Per questo abbiamo invitato anche, oltre al nostro Presidente regionale, che modererà questa sessione, anche uno spazio dal punto di vista istituzionale con il professor Luigi Perissinotto della Regione Veneto, uno spazio della comunicazione corretta con il giornalista e segretario del Studio, il dottor Roberto Pinton, con il punto di vista, se vogliamo, del produttore, cioè di chi ha fatto esperienza, un'esperienza storica poi nel settore come Dino Maule, e poi anche lo stato dell'arte per quanto concerne il referente della commissione ministeriale come Daniele Piccinini. Quindi un quadro che abbiamo cercato di fare il più completo possibile per dare una visione a 360 gradi di questo aspetto importante. Vi ringrazio ancora di essere venuti, vi ringrazio dell'attenzione e la parola al moderatore di domani. Grazie. Mi hanno detto che per ragioni televisive ci dobbiamo alzare. Preferivo star seduto, comunque buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere presenti. Dico solo che in questo momento dobbiamo veramente ringraziare la delegazione di Venezia con Paolo Chinellato per aver organizzato questo evento e nello stesso tempo anche tutti i suoi collaboratori, perché del resto portare eventi a Venezia e portare un focus, chiaramente, chiamiamolo subito così, vini naturali o naturalmente Venezia, può essere una curiosità o un ulteriore, un possibile modo per poter in qualche modo fare chiarezza, dico io, per quanto riguarda questa tipologia o questa filosofia di produzione. Io sono stato qua messo come possibile moderatore, però è evidente che, scusatemi se per caso ci potrà essere qualche gaff o perlomeno qualche buco di informazioni che in fin dei conti sì, ci appartiene, però nello stesso tempo non è mai così completo per poter parlare di vini che chiaramente parlano molto più vicino di altri vini, quindi devono essere parlati, quindi confermati e comunicati dal produttore, perché è colui il quale in fin dei conti ci convincerà, ci convince da questo punto di vista. Variegato, come avete visto, il parterre di coloro i quali ci intratterranno oggi. Come dire che dal dottor Luigi Perissinotto, che chiaramente rappresenta responsabile per la Regione Veneto della tutela agroalimentare, passeremo poi agli interventi di Angiolino Maule, anzi un caro ulteriore saluto perché è un caro amico da tantissimi anni, presidente che rappresenta quello che io dichiaro un agguerrito gruppo di vignaiuoli, Vinnatur. Nello stesso tempo poi continueremo per comprendere un po' com'è la comunicazione, quanto importante è la comunicazione, in che modo ci si sposta con la comunicazione. Qua interverrà il dottor Roberto Pinton, che è segretario dell'Assobio e giornalista, pubblicista, chiamiamolo così, freelance, così chiaramente cerca di farsi conoscere. E per ultimo, ma non per ultimo perché meno importante, parlare di Daniele Piccinin, che anche lui come produttore ma anche membro di commissioni ministeriali sul biologico, come a dire
qual è la strada del riconoscimento. Forse magari dico io che in questi interventi chissà che magari non ci sia anche un'interferenza fra l'intervento del dottor Pierluigi Perissinotto piuttosto che di Daniele Piccinin, però cercheremo in qualche modo di farli intervenire perché possa diventare sì una presentazione chiaramente dell'argomento in quei tempi che chiaramente noi decidiamo devono essere abbastanza stretti per dar spazio poi ad un eventuale dibattito, come nello stesso tempo è importante comprendere che debba essere anche una tavola rotonda, quindi un rapporto che può esserci anche con il pubblico per arrivare a quelle chiarezze o a quelle idee più o meno certe, ma che indubbiamente, voglio dire, si riserveranno sempre una chiusura, che è quella del triangolo che oggi in qualche modo abbiamo cercato di chiudere, quello di dire sì, vogliamo comprendere che cosa ci trasmette questa situazione per poter dire proprio così, per dire quanto vale il confine fra agricoltura vino da agricoltura biologica piuttosto che vino da agricoltura biodinamica. Interferenze, confini mai chiari logicamente, ma che sicuramente anche per legge non sono così chiari come qualcuno ci potrà dire dopo. Il resto, voglio dire, il triangolo si conclude personalmente, con le esperienze nostre, si conclude con il fatto che oggi abbiamo l'idea di chiudere la tipologia, conoscerne il tipo, capire da dove proviene, ma nello stesso tempo abbiamo modo di chiacchierare, confrontarci con colui il quale filosoficamente ci presenta questi vini. È la bellezza del resto anche di quello che in fin dei conti saranno anche le nostre perplessità, le nostre domande. Qualche volta potrebbero magari sembrare banali queste domande, ma penso anche che debbano essere fatte per andare a capire quanto spazio ci sarà in questo mondo anche per questi vini. Saranno di nicchia o sarà un motivo per cui diventeranno di moda, saranno di moda, sono di moda, oppure è solo un piccolo popolo di consumatori che in ogni caso va alla ricerca? Tanti piccoli argomenti che sicuramente tutti noi in qualche modo ci siamo fatti, così per modo di dire, ci siamo interrogati anche da questo punto di vista. Io dico a questo punto allora benvenga il dottor Luigi Perissinotto e dico argomento, all'argomento dico il punto sulla legislazione. A lui chiedo sinteticità nella risposta, chiedo anche di capire un po' qual è la dimensione normativa adatta per la definizione di vino biologico. Ripeto, le mie conoscenze mi indicano che in commercio possiamo solamente trovare, forse non è così, vini ottenuti da uve provenienti da agricoltura biologica o biodinamica. Dico a questo punto la prima domanda, è vero? Qual è l'esatta condizione di riferimento alla distinzione? Buon lavoro, grazie. Un ringraziamento e un saluto. Chiaramente il ringraziamento va a chi ha organizzato questa manifestazione e il saluto a voi tutti. Allora, come sono stato presentato, io sono però anche responsabile all'interno dell'organizzazione regionale di un'attività particolarissima che ha notevole attinenza con quello che stiamo vedendo oggi e che riguarda in particolare la vigilanza e il controllo sulle produzioni a qualità regolamentata. Il ringraziamento anche è nell'avermi aperto gli occhi su questioni che chiaramente a livello istituzionale, se non sono normate, riescono di difficile comprensione anche per noi pubblici dipendenti. Ecco, il fatto della crescita di queste culture che abbiamo anche rappresentato all'interno di questi loghi che ho messo in diapositiva fa capire che effettivamente c'è anche una necessità nel voler considerare cosa il consumatore oggi si aspetta nell'avere di fronte delle produzioni di qualità. Ecco, senza fare un percorso storico, chiaramente voglio solo dire e riaffermare quello che è il concetto che a livello di Unione Europea già nel 2008 venne precisato nel libro verde a riguardo appunto della particolare rilevanza di queste produzioni con qualità regolamentata.
Il Veneto tra le regioni italiane chiaramente primeggia con dei numeri, ecco anche lì prendiamoli sempre con le pinze, sono numeri che dicono esattamente qual è l'entità di questo fenomeno. Abbiamo in questa tabella racchiusi in pratica i riferimenti relativi a 27 DOC, 11 DOCG più 10 IGT. Sono numeri importantissimi che fanno primeggiare la Regione Veneto all'interno del panorama nazionale e chiaramente potrebbe essere anche quello europeo. Ci sono tutta una serie di particolarità però riferite al fatto che nel mentre andiamo a vedere questi elementi, nel voler o poter parlare di produzioni naturali non posso che oggi in pratica fare riferimento a quella che è la produzione che è stata e viene regolamentata a livello europeo, nazionale e territoriale. E questa qui è la produzione biologica. Abbiamo un regolamento di recente approvazione, diciamo di recente perché la nascita del movimento biologico fa riferimento agli anni 60, è stata poi regolamentata nel 1991 con un regolamento comunitario che portava il numero 2092, per poi essere rivista nel 2007 con questo regolamento del Consiglio 834. Considerando primo del regolamento viene fatta la citazione a questa interessante definizione della produzione biologica. È un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione delle migliori pratiche ambientali, di un alto livello di biodiversità, per la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali, produzione confacente alle preferenze di consumatori, prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Come vi dicevo, è poi all'interno di un considerando 7 che viene fatto riferimento per la prima volta all'interno della normativa sulla produzione biologica anche alla produzione di alimenti, tra i quali il vino. La necessità, con ogni probabilità, stante che il consumatore è attento anche a questa produzione particolare ottenuta dalla trasformazione delle uve, ha fatto in modo che l'Unione Europea prendesse a riferimento e in considerazione in maniera seria oltre che l'acquacoltura biologica, anche la trasformazione delle uve. E anche qui chiaramente c'è la citazione relativa appunto al riferimento di queste attività importanti di trasformazione. Nel considerando 19 abbiamo un riferimento importantissimo anche per quel che riguarda la trasformazione vera e propria di questi prodotti primari, che dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e la qualità e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della produzione. Ci sono poi altri riferimenti comunque molto importanti sui quali non approfondisco più di tanto la questione, ma che riguardano aspetti di rilevanza perché specialmente per il consumatore devono essere aspetti diciamo chiari per quel che riguarda le descrizioni che poi compaiono in etichetta di questi prodotti. Nel caso in specie, per esempio, ci sono tutta una serie di particolarità riferite ai termini che vengono indicati sia riguardo all'etichettatura che alla pubblicità che ai documenti commerciali, nei quali non ci può essere confusione tra i termini che vengono indicati all'interno della regolamentazione specifica ed altre terminologie simili che possono essere utilizzate all'interno di prodotti che magari si avvicinano a queste produzioni. A livello normativo nazionale abbiamo nel novembre 2009, in attesa della emanazione di quello che sarebbe stato o dovuto essere entro il 2010
il regolamento comunitario riguardante la trasformazione delle uve, anche il riferimento relativo appunto alla possibilità, perché è oggi in deroga, di aver etichettata questa produzione proveniente da uve biologiche, anche se, e qui non mi trovo anche molto d'accordo, c'è una nota interpretativa del Ministero dove il logo che vedete lassù in alto, in pratica quella fogliolina stilizzata con 13 stelle, che è attualmente il nuovo logo comunitario in vigore dal 1° luglio 2010, non può essere utilizzata all'interno delle etichette che riguardano la produzione del vino. Quello che è significativo e importante, e qui ho ripreso dei dati che sono stati elaborati all'interno di un progetto specifico comunitario che si chiama Orwine, in preparazione di quello che doveva essere il disegno del nuovo regolamento, è l'evoluzione che sta avendo il vigneto biologico oggi in Europa. Se voi vedete, in effetti, i 4-5 più grandi attori, 4 poi sono in effetti, a livello europeo, nel giro di 3 anni hanno in pratica considerato l'opportunità di avere quasi un 200% in più di quelle che sono le superfici investite a vigneto biologico. Tutto questo chiaramente fa scaturire tutta una serie di considerazioni. Oggi abbiamo grossi limiti per quel che riguarda il commercio di questi prodotti, sicuramente pochi di questi prodotti sono sfusi. Nell'approccio per quel che riguarda diciamo il capire o il chiarire con i consumatori che cosa doveva essere visto per poi essere in qualche maniera regolamentato, sono state in qualche maniera viste 3 grosse, chiamiamole criticità, sulle quali doveva essere studiato attentamente tutta la questione. La prima riguarda il vietare additivi o coadiuvanti che influiscano sul sapore e profumo del vino o che minino la naturalità ed autenticità di questi prodotti. La seconda è vietare sostanze che sono dannose per la salute, indipendentemente dalla loro necessità per una buona vinificazione. La terza è quella di introdurre limiti bassi per le sostanze critiche, tra i quali i solfiti, e qui c'è una grandissima in pratica discussione che in qualche maniera ha fatto bloccare il tutto. Requisiti in etichetta. I consumatori hanno evidenziato che appunto la lista completa degli ingredienti equivale a conoscenza e libertà di scelta, ma che con ogni probabilità hanno fiducia riguardo al fatto che non debbano obbligatoriamente comparire in etichetta altre indicazioni a quelle oggi previste. Qui passiamo oltre perché altrimenti... Qui abbiamo comunque un riferimento, e credo che poi verrà anche in qualche maniera illustrato da chi ha più competenza su questo, ma quello che volevo più o maggiormente sottolineare è il fatto che oggi ci troviamo in una situazione nella quale tutta una serie di studi scientifici hanno messo in evidenza la possibilità comunque di ottenere queste produzioni naturali garantendo l'integrità e la qualificazione del prodotto primario. C'è un lavoro che si chiama Codice di buone pratiche per la viticoltura e l'enologia biologica, che può essere anche direttamente scaricato da questo sito che si chiama orwine.org, che appunto mette in evidenza tutti quelli che sono i risultati di questa attività di ricerca svolta tra il 2006 e il 2009. All'interno di queste proposte ci sono dei protocolli volontari che oggi vengono in qualche maniera utilizzati nelle diverse attività. Qua vi ho messo a titolo di esemplificazione un protocollo A per quel che riguarda la iperossigenazione dei vini bianchi, oppure nella gestione delle fermentazioni per quel che riguarda i vini rossi. Conclusione, ci sono stato nei tempi, benissimo.
volevo in qualche maniera dire che effettivamente c'è da parte delle istituzioni la necessità di considerare innanzitutto l'aspetto collegato alla tutela del consumatore per quel che riguarda tutti gli elementi, diciamo, anche visivi e qualitativi relativi espressi da queste produzioni. Dall'altra parte anche però una tutela per gli operatori che operano conformemente alle disposizioni stabilite dalla legge. Sono a disposizione per eventuali richieste di osservazioni o quant'altro. Grazie. Bene, Pierluigi ci ha aperto un po' la strada, del resto poi casomai vedremo appunto questa strada che parla anche di codice di buone pratiche per la viticoltura ed enologia. Del resto dobbiamo passare pure alle esperienze. Le esperienze ci portano a parlare di Angiolino Maule. Vi ho detto appunto presidente di quel gruppo agguerrito di vignaioli Vinnatur, e io dico tocca a lui raccontarci un po' l'esperienza di chi ha scelto questa strada, raccontandoci poi le evoluzioni che hanno fatto questi vini da quando ha iniziato a produrre vini da agricoltura biodinamica. A lui chiedo quanto il suo credo si è sviluppato in territorio nazionale, e quando dico Mari lo faccio un po' per entrare un po' anche nell'argomento di quelle teorie che noi tante volte leggiamo e che giustamente poi si riflettono in queste filosofie di produzione. E allora dico, ho messo giù dei pensieri. Personaggio chiaramente Angiolino Maule di spessore caratteriale, sanguigno, impulsivo, e dico io qualche volta ci porta un po' ai nostri nonni quando andavano a studiare il calendario nelle varie fasi lunari o quant'altro. Ed allora possiamo entrare in questo tema, quando appunto dovevano decidere, ne parlavo prima con un professore che chiaramente è presente anche qua come produttore, che dovevano decidere un po' in quale settimana potevano seminare l'orto, o in questo contesto meglio cercare anche di capire quante volte ci consigliavano i nostri nonni magari di andare a farci tagliare i capelli solo, io non me lo ricordo se in luna crescente o in luna calante. Quasi dico io, non sapevano niente, né di biodinamica né di Rudolf Steiner. Poi c'era quell'ortica che per qualche tempo si lasciava in acqua per fermentare e con questo decotto spruzzare le piante, e poi ricordo anche il potere primaverile quando appunto si organizzava il contadino di fiducia per il letame giusto, ben stagionato. È proprio così che si coltiva? Allora, l'immagine del bio, che hanno forse qualcuno che non conosce il bio, secondo me, l'uomo della strada, pensa che il bio sia quel personaggio degli anni '80 col maglioncino fatto a mano, i baffi, la barba lunga, i capelli unti, rigorosamente di sinistra. Ebbene, signori miei, il bio del giorno d'oggi, al di fuori delle certificazioni che non voglio mettere mano su questo, è il personaggio che si rimbocca le maniche e va a monitorare quello che sta facendo, se è nel giusto o se è nello sbagliato. Riguardo il discorso delle lune, una parte di verità c'è, però prima delle lune mettiamo a posto i problemi che sono sotto i nostri piedi prima di questo, no? Per esempio, che cosa voglio dire, Dino? Voglio dire che se per caso ha fatto una settimana di pioggia e devi raccogliere l'uva, oppure come adesso è successo, ha fatto un mese di pioggia, non siamo mai entrati a potare. Anche se la luna era sbagliata per potare, siamo entrati a potare, punto, capisci? È logico che la particella particolare, il vino particolare che ti fai, se lo fai in quei giorni lì, pensi di avere un miglioramento, forse anche intellettuale. Comunque, tornando a me, mi dispiace quando le persone mi pitturano, che però lo accetto comunque perché sono sempre gli altri che ti devono giudicare e non te stesso giudicarti, mi pitturano come un personaggio scontroso, tutto il resto. Invece in realtà sono esattamente l'opposto. Sono solo un malato di voglia di apprendere, punto. Sicché dedico la mia vita e coinvolgo le persone che vivono attorno a me di fare quello che sto facendo io. Ho il grosso difetto che quando sono un protagonista dell'alleanza, che quando mi accorgo che chi mi gira attorno a me non hanno più voglia di crescere, li cambio con degli altri. E questa è stata la storia della mia vita, praticamente. Ci sono 3 tipi di imprenditori. Ho fatto un corso di marketing dove ho appreso questa storia qua molto importante. In qualsiasi lavoro che voi fate, c'è il lupo solitario, che è la persona capace, che sa cosa fare, non chiede niente a nessuno, però è uno capace. C'è il topo formaggio,
che non sa perché lui travasa, ha travasato lui, non sa perché tratta contro la peronospora, ha trattato il lupo solitario, fa anche lui. Poi c'è la terza figura dove io mi raffiguro, un pochino, che è il protagonista dell'alleanza, mette insieme dei gruppi in modo che impara da uno, impara dall'altro, ognuno si scambia, cioè, ci tiene moltissimo che tutti crescano insieme. Dov'è che si incazza il protagonista dell'alleanza? Si incazza quando si accorge che chi gli vive attorno non ha più voglia di migliorarsi, capisci? E purtroppo questa è la mia tara, questa è la mia... E sì che cosa faccio? Ho una diplomazia impressionante che mi viene praticamente da sola, che riesco a eliminare quelli che non vogliono più crescere e mi attingo di personaggi che hanno voglia di migliorarsi, tutto lì, Dino. Sì che sono amato e odiato, però sono così e voglio morire così comunque. Tornando alla storia mia, comunque, no, io sono un ex pizzaiolo che nel febbraio dell'89 ha venduto la pizzeria, convinto che il vino fosse il frutto della terra trasformato dalla cultura dell'uomo. Mi accorgo, erano gli anni, non sono cambiati, però erano gli anni che la cultura dell'uomo era basata sulla bilancetta digitale. Il più bravo era quello che sapeva pesare i prodotti da aggiungere ai vini. Sì che ho avuto una grandissima delusione e vedevo comunque le guide che premiavano, i tre bicchieri, tutte quelle storie qua che funzionavano, che non andavano incontro ai miei gusti ed ero molto deluso per il mio nuovo lavoro, avevo 35 anni e ero come un bambino che è convinto che il cavallo gira a destra quando giri le redini a destra o a sinistra perché tu devi fare le carezze. In realtà il cavallo fa così perché è stato addestrato e se non lo fa prende le botte, no? Nella faccenda del vino io pensavo che il vino fosse frutto della cultura trasformato dalla cultura dell'uomo. Comincio gli anni 90 e comincio nel mondo bio. Nel mondo bio negli anni 2000 vengo in simpatia di un grande francese, Nicolas Joly, dove mi accoglie e divento un pupillo suo praticamente, perché abbiamo fatto varie presentazioni in giro per Italia dove lui parlava della biodinamica ancestrale, quella che arriva dal cosmo, e io raccontavo il braccio che raccontavo praticamente quello che succedeva. Dopo un po' ho capito che comunque il biologico e il biodinamico, signori miei, deve essere soltanto il punto di partenza. È la stessa cosa di un geometra che si diploma in geometra e impara a scuola, i geometri degli anni 80, varie scuole si sono evolute, impara a fare le case con i corridoi in mezzo e camere parte per parte e continua per tutta la vita a disegnare le case così. No, non bisogna essere così. Il mondo il nostro settore agricolo, mai come adesso, siccome sta scoppiando questa moda, e non voglio che si chiami moda questa qua, ma deve essere la strada che bisogna intraprendere, l'unica strada che si può intraprendere. Ho avuto di recente un'intervista da un giornalista americano dove mi ha detto che nel Texas, ragazzi, il Texas lo pensiamo il paese di Tex Wheeler, cavalli, mandri e tutto il resto, no, stanno riempendo di distese di vigneti, logicamente coltivati con le macchine, sicché l'unica arma, l'unica via d'uscita, e non è una moda la nostra, è soltanto fare vini da territorio. Per far vini da territorio bisogna lasciare caso alla chimica. Se andiamo a guardare, non so, il dottor Persinotto ha dato dei dati, però non ha dato un dato importante, secondo me, che è questo. In Europa ci sono 115 milioni di ettari coltivati per sfamare l'uomo e gli animali. Il 3% di questi 115 milioni di ettari è coltivato a vigna. Su questo 3% vengono distribuiti il 15% di pesticidi venduti in Europa, sicché, sia ben chiaro, benvengano la moda dei biologici, dei biodinamici, degli omodinamici e tutto il resto. L'industriale italiano che ha deciso di mettere 500 dei suoi 1800 ettari, e parlo del mio vicino di casa, 500 ettari destinati a biologico. Benissimo, togliamo qualcosa dalla chimica, lo tiriamo via, perché è il patrimonio suolo, il patrimonio terra è un patrimonio di tutti, sicché contribuendo con l'agricoltura, se riusciamo a salvaguardarlo, ben venga. Una domanda che volevo fare a Persinotto, che però al limite ci risponderà dopo, no, perché ho ancora mille cose da dire, no, però mi viene adesso, se no poi mi sfugge, mi chiedo perché noi biologici dobbiamo pagare per non inquinare e chi inquina invece non paga per inquinare? È un punto di domanda, giusto? Cioè, dopo. Comunque per fare questo, siccome non sono bravo con i politici, che cosa ho fatto? E sono convinto che viviamo in un mondo che i valori morali, i valori umani sono veramente di basso livello e penso che siamo tutti d'accordo per fare questo. Da molti anni lavoro per crearmi il piccolo mondo attorno a me che sia un mondo onesto, sì che ho fondato questa associazione, all'inizio
diretta da dittatore. I primi anni non nascondo che imponevo tutto quello che volevo io, finché sono riuscito a un certo punto a crearmi un consiglio di persone che sono persone molto valide, che discutiamo insieme le cose, scartano qualcosa che produco io, accettano qualcos'altro, lanciano idee nuove e abbiamo creato un gruppo meraviglioso. L'associazione Binatur, che l'ho visto presente prima, è l'unica associazione del mondo, modestamente, che ce l'abbiamo in Veneto, che riesce a fare una fiera, guadagnare durante questa fiera, autofinanziarsi, una piccola parte la destina in beneficenza e anche se non bisogna dirlo, noi comunque ci siamo presi l'impegno di mantenere un mese all'anno, 600 bambini nella Costa d'Avorio nati seropositivi, e non è colpa loro se sono nati così, sì che è grande cosa fare questo. Il resto lo investiamo in ricerca. Che cosa vuol dire? Siamo partiti 5 anni fa con dei ricercatori francesi dove ci hanno insegnato a imparare a migliorare le qualità dei nostri suoli, sicché biologico, biodinamico, la base. Da lì in poi abbiamo cominciato a svisare e capire un po' di più. Abbiamo cominciato a allestire i composti vegetali e non più i composti animali. Abbiamo capito che i composti animali vanno troppo a ingrassare le piante e troppo poco a ingrassare la microbiologia del suolo, sicché hai una vegetazione impressionante nel caso dei vigneti e non hai però un patrimonio humus che va a accumularsi nel suolo. Tutto questo, per misurarlo e poterlo sbattere al naso a chi ce lo chiede, stiamo coinvolgendo l'Istituto Sperimentale di Firenze che farà un monitoraggio sul metagenoma del suolo, che vuol dire misurare la microbiologia del suolo nel luogo, nel vigneto, in un nuovo sistema di analisi. Contemporaneamente ho avuto la fortuna il 14 di gennaio di partecipare a un convegno, l'associazione Enologi Verona Vicenza Padova mi hanno invitato a fare questo convegno. Non vi nascondo il mio imbarazzo, ho passato le feste di Natale facendomi appunti, avevo scritto 20 fogli di appunti che poi alla fine non mi sono serviti. Gli enologi per fortuna hanno capito anche loro che il loro mondo si sta chiudendo, il sistema vino convenzionale sta scoppiando ormai, no? Perché stanno arrivando quelli del nuovo mondo che con le macchine fanno tutto prima, costa meno, la manodopera costa molto meno, sicché hanno capito anche loro che la via d'uscita è questa. Mai come adesso il mondo scientifico ha bisogno del mondo della coscienza nostro agricolo. Sicché non è mai esistito in questi ultimi 11 anni che il mondo universitario vada a chiedere, oppure ci si chiede a vicenda, che cosa possiamo fare per voi. Stiamo attraversando questi anni 2010, sono anni molto importanti e bisogna approfittare di questi anni qua, capisci? Ecco, sì che il discorso che continuo a fare i miei, ogni giorno deve essere migliore del giorno prima. Se l'anno scorso siamo stati bravi, abbiamo fatto un grande Villa Favorita, abbiamo guadagnato i soldi, siamo partiti con una grossa ricerca, abbiamo sviluppato vari programmi che avevamo in mente, non dobbiamo fermarci, dobbiamo l'anno dopo che siano ancora di più. E mai come adesso stanno arrivando questi mondi qua scientifici che hanno a disposizione la loro scienza e che metteremo insieme alla nostra coscienza. Sicché tutto questo vogliamo divulgarlo a livello, non so, poi dopo ci sarà l'esperto di divulgazione che magari mi schiaccerà su quello che dirò. Come abbiamo pensato? Abbiamo fatto 4 conti, abbiamo visto il mondo dei vini naturali, non so, vedo tante facce tra voi che va spesso nelle fiere nelle piccole fiere che organizziamo noi come naturalisti. Sicché il mondo dei appassionati rimane forse, sparo in alto, forse Mauro, tu sei esperto, all'1%, forse il 2%, non stiamo a litigare, 5% facciamo finta, sempre troppo poco, come no? Come fare per allargare questo? Se abbiamo l'1% di consumatori vuol dire che abbiamo l'1% di giornalisti, vuol dire che abbiamo l'1% degli importatori, l'1% dei ristoratori, l'1% degli notecari e tutto il resto. Per allargare questo, sapete benissimo, noi produttori di vino per diventare delle star abbiamo bisogno di avere prima il consenso dei giornalisti. Sicché ci stiamo attivando, abbiamo già deciso le date, il 14 di novembre faremo una fiera a Zurigo dove pagheremo il volo, pagheremo tutto quello che serve a questi grandi del mondo per venire a ascoltare quello che facciamo noi. Per arrivare a Zurigo comunque dobbiamo avere in mano tutta la ricerca che abbiamo fatto in questi ultimi 5 anni, documentata non da me che non ha nessun valore se la documento io, documentata dal mondo scientifico, che siano l'Università d'Italia e le altre università, che porta a quello che abbiamo migliorato fino adesso. Tutto lì. Grazie. Allora, visto che siamo in tema, facciamo subito una domanda ad Angiolino. Non lo so, io
faccio l'avvocato del diavolo, perlomeno qualche volta magari rispondo, cerco di farmi rispondere per quelle che poi alla fine sono non conoscenze approfondite che ho io. E qualche volta mi viene in mente di dire vini veri da agricoltura biodinamica, ma è sempre vero? Qual è il limite di questi vini veri? Cioè voglio dire, questo colore piuttosto che la presenza di sedimenti, piuttosto che quei profumi che in tante occasioni non sono più così gradevoli o fruttati come noi decidiamo debbano essere. Certamente qualche volta capita anche che abbiano questo gusto spiccatamente acido e può anche capitare che ci siano questi accenni olfattivi e gustativi di ossidazione. Allora io mi devo anche dare un limite a queste situazioni. Com'è che si può decidere fra quanti sono i vini buoni, da esempio a questa tipologia, e quei vini cattivi che possono esistere nel mercato in virtù sempre di questa, chiamiamola, nobile derivazione dall'agricoltura? Cioè, ci possiamo sobbarcare oppure è solo un sentimento che noi offriamo? Allora, grazie per la domanda. Nell'onestà giustamente di chi produce, sempre nell'onestà di chi produce. Allora, Dino, grazie per la domanda, perché è una bellissima domanda sta qua. Se i vini naturali, e intendo naturali per gli estremisti che magari sono sempre nell'occhio del mirino, che continuano a fare vini ossidati, rifermentati, parlo anche dei miei vini, qualche mia annata, qualche mio vino, cioè noi facciamo la fine della bella ragazza che il maschio la incontra per la via della città, bella però sgualcinata, sporca. La prima volta il maschio si gira e dice Madonna che bella gnocca fa, no? Cioè, siamo tutti maggiorenni, dai. La seconda volta che la incontra pensa sì è bella però è tutta sporca, è tutta sgualcinata. La terza volta che la incontri non la guardi più. Cioè noi con i vini naturali, se non facciamo ricerca da tirar via questi difetti, logicamente senza ricorrere difetto di caspro, via, bentonite, l'altro, no, se non arriviamo a imparare a fare fermentazioni spontanee, intendo con zero chimica assoluta, senza difetti, facciamo la fine della bella ragazza sgualcinata che non viene più guardata, capisci? E l'unica strada per migliorarsi verso questa direzione è solo esclusivamente la ricerca. Per esempio abbiamo fatto un convegno che parlava delle fermentazioni spontanee, tenuto da un trevigiano, da un enologo trevigiano bravissimo che si chiama Federico Giotto, che non lo posso far lavorare per la nostra associazione perché non abbiamo la possibilità economica a far lavorare, che comunque durante il convegno ci ha regalato veramente tanti spunti, che ha fatto partire ricerche su questi qua, cioè è facendo i convegni che migliori e fai tutto il resto. E in più adesso l'Università di Verona, microbiologia, c'è la bellissima figura, in agricoltura fino adesso, in viticoltura c'era l'agronomo e l'enologo, si sta aggiungendo la figura del microbiologo. Il microbiologo ci darà uno schiaffo in avanti di 10 km, però dobbiamo far presto, se no facciamo la figura di non essere più guardati da nessuno. Dobbiamo far vini con zero chimica, vuol dire, cioè al di fuori del biologico, di quello che permette il biologico e tutto il resto, senza però avere i difetti. Dobbiamo arrivare lì, velocemente. Poi sarà motivo perché anche voi possiate intervenire. Intanto faccio intervenire il dottor Pinton e quindi a lui spetta la comunicazione. Non lo so se in senso generale o di questa categoria di vini. Dico che anticipo perlomeno per dire al dottor Pinton e dire oggi è un'occasione, oggi è una comunicazione, del resto vuol dire far conoscere al consumatore queste tipologie, che sia curioso ed attento. Poi ripeto, c'è quella occasione, opportunità che mette in rapporto il produttore, come oggi del resto, che fa chiudere quel triangolo essenziale della comunicazione, quindi tipologia, ambiente, origine, uomo e filosofia di produzione. È essenziale, c'è poco da fare. E adesso chiedo al dottor Pinton, dico, qual è il tipo di consumatore di questi vini? Educato, curioso, fascia d'età, posizione sociale. Poi te le faccio tutte, Pinton, così poi tu sai in ogni caso. Il consumatore quanto è preparato ad affrontare gusti, chiamiamoli nuovi, anche se logicamente non sono nuovi dal punto di vista della produzione. È ancora una nicchia di consumatore e di mercato, ma vedo che stanno aumentando anche le produzioni in vigneto. Ha possibilità enormi al consumo oppure rimarrà fra
appassionati particolari e per di più quali sono i mezzi veri per poter far conoscere questa naturale tendenza, oppure se ci sono anche in atto delle campagne di divulgazione mirata. Ecco, non voglio parlare di moda perché non piace ad Angiolino che si chiami moda ed ha ragione. Buon lavoro, Pinton. Di qua. Arrivo via per il Sinotto. Grazie. Se dobbiamo parlare di comunicazione, per prima cosa dovremmo capire di cosa cavolo stiamo comunicando. E in realtà la definizione vini naturali che avete utilizzato e che diciamo fa comodo perché raggruppa dentro un po' di tutto, raggruppa effettivamente un po' di tutto. Non è una definizione che se chiedo a ciascuno di voi ottengo una risposta univoca, perché vini naturali, ahimè, non è definita da nulla, anzi, a ben vedere, se io usassi il termine naturale sull'etichettatura o su del materiale di comunicazione di un vino, sarei sanzionabile, perché attribuisco a questo prodotto delle caratteristiche che esso non ha o sono analoghe a quelle degli altri prodotti sul mercato. Siamo al confine fra la sanzione amministrativa e il penale. Io posso attribuire una caratteristica a un prodotto se esiste uno standard di riferimento. Uno standard di riferimento sull'agricoltura biologica ce l'ho. Ho un regolamento che mi dice che il mio obiettivo è migliorare la fertilità del suolo, di curare il benessere degli animali, curare la biodiversità, non utilizzare sostanze chimiche di sintesi che possono avere un impatto negativo. Ho un sistema di controllo con degli ispettori che vengono in azienda a vedere cosa sto facendo, se sono conforme alla norma. Ho una valanga purtroppo di burocrazia, di registrazioni che devo tenere a disposizione degli organi di vigilanza per dimostrare quello che sto facendo. Questo mi consente di definire cos'è l'agricoltura biologica con cui ottengo le uve biologiche che poi trasformo in vino. Ma da che parte sta scritto cos'è la viticoltura naturale? Da nessuna parte, cioè ciascuno dà la sua definizione. Per qualcuno potrebbe voler dire io in campagna uso solo il solfato, per qualcuno vorrebbe dire no, io uso anche il procimidone, per qualcuno io uso anche il mancozeb. A me piace usare lo ziram. In cantina io uso il ferrocianuro di potassio. Cioè, chi è che stabilisce qual è il livello fra naturale e non naturale? Per cui il gioco, cioè anche Mulino Bianco ti dice ritorna alla natura. Però se voi leggete gli ingredienti dei biscotti del Mulino Bianco, vedete che alcuni di questi ingredienti vi sono completamente ignoti. Vorrei che qualcuno di voi mi spiegasse cos'è lo zucchero invertito senza scendere in battute. Perché mai ci sono i grassi vegetali, perché mai ci deve essere la lecitina di soia o perché mai ci sono le uova in polvere. Cosa hanno ste robe di naturale? Niente, c'è solo una bella musichetta. Per cui stiamo attenti, quando parliamo di vino naturale, in realtà buttiamo fuori la nostra idea di una cosa che ci piacerebbe. Ma c'è procimidone, c'è girama, c'è mancozeb, c'è ferrocianuro di potassio, ci sono resine a scambio ionico, siamo anche fra probabilmente non tecnici, ma qualcuno che ha competenze, per cui utile sarebbe che anche il solo appassionato di vino avesse competenze anche di agricoltura, capire cosa vuol dire inerbimento nel vigneto, capire cosa vuol dire la sostanza organica nel vigneto, gli insetti utili o queste cose qua, perché se analizziamo tutto quanto a livello di pipì di gatto o di cuoio o di tabacco, cioè, con le fialette che vendono ancora nei supermercati, mia nonna Yolanda era in grado di fare delle torte che erano fantastiche, però avevano l'aroma di qualcosa, ma non c'era quel qualcosa dentro. Nel vino si è parlato anche di vini barricati grazie ai trucioli. Oddio, se a qualcuno piace il vino con i trucioli tostati, vabbè, quindi capiamo cosa vuol dire naturale, corrisponde al piacere che mi fa di questo grande ritorno alla natura o c'è qualcosa dietro? Se c'è qualcosa dietro vorrei fosse codificato e qualcuno lo controllasse per garantirmi che è così. Una volta che è così faccio comunicazione vera. Se così non è, faccio frottole, perché racconto, o meglio, faccio poesia perché racconto il mio naturale, che non è
lo stesso per tutti. Questo intanto allora capiamo di cosa stiamo parlando. Dopodiché io posso parlare solamente dei dati sul biologico, perché il biologico, essendo codificato, ha dei dati. Il naturale, essendo un'idea fumosa, una nuvoletta che ci abbiamo sopra, non definita, non sappiamo qual è il confine a nord e a sud, non sappiamo neanche i numeri e l'impatto che ha sul mercato. Cioè, come faccio a sapere di una cosa che non ho definito quanto pesa e com'è gradita dal consumatore? Noi quello che sappiamo è che il vino biologico sta avendo sempre un maggior successo da parte del mercato, dei consumatori, ed rimane una nicchia. È una nicchia che sta crescendo sempre di più, perché l'anno scorso siamo cresciuti col vino, cioè il biologico l'anno scorso è cresciuto del 12%, complessivamente tutto l'agroalimentare nella grande distribuzione, che è dove si vende poco biologico, e l'alimentare nel complesso è andato a -2%, cioè la crisi fa sì che diminuisce la vendita in valore dei prodotti convenzionali, dei prodotti normali, ed è aumentata del 12% la vendita di prodotti biologici che pure costano di più, il che dimostra che il consumatore in un momento di crisi non smette di mangiare o di bere, però fa quella cosa che chi parla bene dice riorienta la spesa, dice costa accidenti mangiare, almeno voglio qualità. Rinuncia a qualche cena al ristorante, come sanno purtroppo gli amici ristoratori, ma quando sta a casa non beve tavernello, beve del vino, come avrebbe detto mia nonna Yolanda, da cristiani, e quindi diciamo cerca di individuare un prodotto che lo gratifichi in qualche modo. Quindi è in costante aumento non solamente la superficie, l'ettaraggio che, come ci diceva Perissinotto, in 3 o 4 anni è raddoppiata. Quale settore dell'agricoltura è raddoppiato in 3 o 4 anni? Stanno chiudendo le aziende agricole a tutto a lei. In 15 anni da un censimento all'altro abbiamo perso 1.300.000 aziende agricole. Se fosse successo nel campo dei metalmeccanici ci sarebbe ancora il sangue per le strade, 1.300.000 persone senza lavoro. Qua parliamo di 1.300.000 aziende che hanno chiuso. E dall'altra parte abbiamo il biologico che invece raddoppia. Magia, strana considerazione. Ora, o i produttori biologici se la fanno e se la bevono, o qualcun altro gli compra i prodotti. La dimostrazione più evidente che un mercato nazionale e internazionale c'è sta nella crescita del numero delle aziende e delle superfici. Quindi il consumatore esiste. Che tipo di consumatore è? È un consumatore trasversale di tutte le fasce di età, si concentra prevalentemente, ed è un bene dato che stiamo parlando di vino, fra i 25 e i 55 anni, perché non abbiamo i minori che non devono bere, non abbiamo le persone molto anziane, sono di reddito medio e medio-alto e che ci sta bene perché sono in grado di pagare i nostri prodotti, abitano nelle aree metropolitane e nelle aree e nelle città di medie dimensioni, sono prevalentemente molto istruiti. Abbiamo un tasso di laureati fra i consumatori biologici che è triplo della media italiana dei laureati. Abbiamo oltre il 60% che è diplomato. Quindi abbiamo diplomati e laureati che abitano in città e che hanno una discreta condizione di reddito, il che gli consente di selezionare acquisti di qualità, e hanno individuato nel prodotto biologico non solamente quello che risponde alle problematiche ambientali, ma anche quello che li soddisfa da un punto di vista qualitativo. Quindi i prodotti che adesso, i vini con uve d'agricoltura biologica che abbiamo, sono in grado di competere a livello internazionale e lo fanno nelle rassegne più prestigiose, portando a casa da menzioni a medaglie regolarmente tutti gli anni. Per cui se 10 anni fa c'era qualche problema di risultati, ma erano dovuti a carenza di ricerca, come ricordava Maule, diciamolo, a cantine che non erano al top per igiene e qualità della dotazione, a incompetenza tecnica, negli anni si impara e il vino si fa sempre meglio. E l'agricoltura biologica sta lanciando sfide alla viticoltura convenzionale. Abbiamo cominciato a insegnarli prima mantenendo i vigneti inerbiti, adesso chiunque voglia fare dell'uva buona tiene i vigneti inerbiti. Prima eravamo noi i matti che lasciavano l'erba in mezzo alle file. E con la riduzione degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici mostriamo che si può fare del vino di alta qualità.
Adesso siamo arrivati con i pionieri che vogliono dimostrare che anche senza l'anidride solforosa si può fare vino di assoluta qualità. Non sarà perfetto, che è il primo anno, il secondo anno questo in cui si fa, ma fra 2 o 3 anni sarà un vino di assoluta eccellenza che mostrerà anche alla viticoltura convenzionale che si può fare. Finisco solamente con un dato, che in genere quando si parla di ambiente sembra una cosa, sono le fantasie dei Verdi, sono quei matti del WWF. Ce lo dice l'ARPA, che è l'azienda regionale sull'ambiente. In Veneto abbiamo 118 residui di 118 pesticidi diversi nelle acque di falda profonde e superficiali. Pesticidi agricoli. Ce li abbiamo nell'acqua. Abbiamo dentro atrazina, che è dagli anni 70 che non si usa più, perché sta sottoterra al buio e al freddo e non si degrada, rimane lì, negli acquedotti. Beviamo acqua che è diventata potabile perché negli anni dell'atrazina si è deciso di aumentare per 10 il limite tollerabile di atrazina nell'acqua potabile. Quindi se vogliamo continuare a fare un'agricoltura di questo tipo, che consente di fare del vino che costa sempre meno, perché così lo metteremo in brick e così tutti al supermercato potranno comprare del vino che costa meno di €1, non abbiamo il problema solamente di che pianeta daremo ai nostri figli, ma di che cavolo di acqua ci troveremo a bere. E dovremo aumentare ancora di 10 volte il limite dei residui per poter bere fra un po'. Ogni anno, non vanno via, ce li abbiamo dentro. Non è un'economia questa, non è risparmiare, perché chi è che spende poi per disinquinare questo terreno? Questo è agricoltura, questo è ambiente, pensare che è dove ci viviamo, non è una fissazione da verdi saltellanti nei campi, è che stiamo devastando il territorio. Il territorio non va bene solo quando si parla di vino del territorio, nel territorio ci viviamo e abbiamo la necessità di mantenerlo vitale, salubre e vivo, e questo dobbiamo farlo anche in agricoltura, e ogni consumatore deve con le sue scelte di consumo orientare la produzione agricola e industriale in modo che sia ecosostenibile, che non è neanche questa una mania di Verdi, è la necessità. Non possiamo avere un pianeta che ci si spalda sotto i piedi per avere dei vini in brick che costano poco. Grazie. Altro tema che giustamente va ampliato anche da questo punto di vista, ma riapprofondito nel consumo di queste tipologie di vini. Daniele Piccinin, abbiamo messo un tema a lui, la lunga strada del riconoscimento, però io a questo punto posso già puntare a delle basi, o perlomeno a qualcosa che ne è venuto fuori oggi, dire l'agricoltura biodinamica si basa sull'idea della natura in equilibrio, mantenendo in modo equilibrato il terreno con tutti i suoi organismi per ottenere, nel caso del vino, da viti sani dell'uva di alta qualità. Ce l'ha spiegato Angioino. In pratica, a Daniele dico, vuol dire che nell'agricoltura biodinamica non vengono utilizzati, come anche in quella biologica, prodotti di sintesi chimica. Abbiamo sentito dire appunto per il sinotto, concimi, diserbanti, fitofarmaci, eccetera, eccetera. A Daniele chiedo in che cosa si distingue questa viticoltura biodinamica da quella solo biologica. Chiaramente metodi che giustamente fanno parte un po' di una visione, chiamiamola così, olistica della vita. Quali sono i principi per un vino biologico? Grazie Dino. Ringrazio intanto l'amico Pinton che ha chiarito il termine naturale. Ci tenevo che venisse fatto perché la parola naturale è molto abusata e molto spesso per naturale si spaccia qualcosa che di naturale non è. Quando l'amico Chinellato mi ha detto devi parlare della certificazione, ho detto proprio io che sono un produttore, lascialo al politico l'onere del parlare della certificazione, ma visto che il Ministero ha chiamato per la prima volta 2 anni fa 2 produttori all'interno di una commissione tecnica per fare il nuovo disciplinare di trasformazione in vino dell'uva biologica, perché
per continuare a chiarire il termine naturale, in Italia e in Europa possiamo parlare di vino da uve biologiche e non di vino biologico, perché noi siamo riusciti a regolamentare la produzione agricola, l'uva. Manca la regolamentazione di trasformare l'uva biologica in vino biologico. Perché questo? Perché bisogna chiarire, giustamente come si diceva prima, la differenza dal biologico certificato al naturale dichiarato dal produttore e basta, è proprio quello perché sta a dei standard di produzione ben definiti, dichiarati e controllati. Io penso sempre che quando facciamo un alimento, qualunque esso sia, bisogna tutelare il consumatore che poi lo va a consumare. Per tutelare il consumatore bisogna che ci siano delle regole chiare, scritte e controllate. Purtroppo in Italia questo non è sempre fatto o sempre fatto molto bene. Devo dire che siamo riusciti in 3 anni a fare questo disciplinare di trasformazione, siamo tutti tecnici, produttori, associazioni consumatori e università, non c'è niente di politico in questa associazione. Poi l'anno scorso abbiamo dato in mano questo bel disciplinare, tutto sommato ci abbiamo messo poco perché pensavamo che mettere d'accordo le diverse organizzazioni italiane, e sono tante, fosse più difficile, ma quando c'è un interesse di tutela dei consumatori ci siamo messi d'accordo velocemente, l'abbiamo dato in mano all'organo politico che doveva andare a Bruxelles, battere i pugni e portare a casa questo disciplinare. Nel frattempo, meno di un anno, abbiamo cambiato 2 ministri dell'agricoltura, hanno sicuramente priorità più importanti di questa, di tutelare il consumatore da parte di chi consuma vino, e ancora oggi non abbiamo questo disciplinare. Non abbiamo il disciplinare perché molti paesi importanti citati prima, grandi produttori di vino, hanno ritenuto poco importante che ci sia poca solforosa, perché questo è stato l'unico importante scoglio nella diatriba del nuovo disciplinare di trasformazione dell'uva in vino. Era meglio tenere una forbice molto larga di questo conservante, perché l'anidride solforosa è un conservante, e non limitarla come volevano gli italiani. Purtroppo all'epoca la parte politica era riuscita a fare a cartello, perché funziona così in una democrazia, stati europei, bisognava mettere d'accordo la maggioranza dei stati perché passasse, è riuscita a trovare l'appoggio di piccoli stati, neanche produttori di vino e poco consumatori, quindi nella bilancia dare e avere pesava molto poco, si è arenata. Ahimè, si è arenata, ma non se ne parla più. Da 1 anno e mezzo non se ne parla più. Io continuo a chiamare il referente italiano che deve andare a Bruxelles e continua a dirmi purtroppo non è ancora il momento di parlarne. Questo è un gran peccato e aggiungo anche il perché. Per rispondere alla domanda dell'amico Dino, cosa c'è di diverso? Dal biodinamico al biologico non c'è molto di diverso. Mi piace quello che diceva il collega Maule prima. Noi vogliamo fare un prodotto che sia espressione del territorio. Io vorrei aggiungere, non si beve più vino considerato come alimento come si faceva nel dopoguerra, perché c'era tanta fame e anche il vino aveva calorie e sfamava, dava nutrimento. Oggi si beve vino per piacere. Se è un piacere deve essere un piacere che lascia un'emozione, se no non è più un piacere. Se vogliamo che un vino diventi emozionale deve essere diverso uno dall'altro. E qua arriva il biologico. Fare biologico vuol dire esaltare quello che è di produttivo tipico di una zona, di una varietà, e io vorrei aggiungere di chi lo produce. Perché spesso, parlando della nostra zona dell'Isonpra Maggiore, dicono ma i Tokai, a me piace chiamarlo Tokai, si chiama l'Ison, prima abbiamo avuto con i nuovi disciplinari, con le nuove DOCG che sono arrivate, c'è molta confusione. Da un unico vitigno in Italia, Tokai, abbiamo il friulano in Friuli, il Tai in Veneto, escluso l'Isonpra Maggiore che ha il Lison, che è diventato anche DOCG. Siamo stati bravissimi in Italia da un vitigno a fare 3 nomi, adesso è arrivato il 4, quindi grande confusione sicuramente e grandi problematiche per la stampa che deve trasmettere ai consumatori queste chiarezze che non sempre è facile trasmetterle. Abbiamo questa unica differenza, che questo vino, se da 10 produttori diversi, stessa varietà monovitigno, danno 10 prodotti diversi. Se poi ci mettiamo che in cantina si possono usare delle tecnologie che derivano comunque dalla chimica, andiamo a standardizzare tutti i prodotti. Fare vino naturale, in questo caso biologico certificato, perché solo così possiamo chiarire, a mio avviso, cosa ha di diverso dagli altri, perché è sottostato a delle regole, a delle cose descritte, scritte e controllate, e vuol dire anche fare l'espressione di un unico territorio. L'Italia è bella perché dal Trentino alla Sicilia ha delle aree vocate molto diverse l'una dall'altra, ne abbiamo tantissime, siamo il paese che produce più varietà al mondo e riusciamo a dare un'espressione completamente diversa e tutti vini interessanti.
I produttori biologici in Italia sono un numero importante e io produco biologico da 22 anni, quindi ho iniziato a fare biologico 22 anni fa e la prima legge che regolamenta il biologico è stata citata prima, era la 2092 del 92, quindi sicuramente in anni non sospetti. Giustamente diceva prima Maule, è una filosofia di vita. Chi ha iniziato a fare biologico come noi più di 20 anni fa non ha scelto di fare un prodotto perché si vendeva bene, ha scelto di fare un prodotto perché gli dava qualcosa a se stesso. Io quando presento i miei prodotti dico sempre che io ho deciso di fare biologico perché io ho deciso di vivere in un'azienda naturale dove non si usano prodotti chimici. Di conseguenza il prodotto che ne esce è un prodotto sano, salubre, espressione di un territorio. La differenza poi sta in cosa? Sta che tramite questi prodotti, e non solo il vino, molti prodotti, riusciamo a raccontare un pezzo di storia di dove viene prodotto. Tenete presente che un vino fatto in Trentino, un vino fatto in Veneto, un vino fatto in Sicilia, sicuramente per clima, per suolo, per longitudine, perciò calore al sud e freschezza e gioventù al nord, danno un racconto di se stesso, di quel territorio dove viene fatto. Essendo tanti produttori non possiamo consumare tutto il vino, sarebbe troppo bello, quindi l'Italia è anche uno dei più grossi esportatori di prodotto certificato naturale e se vogliamo andare a aggredire questi nuovi paesi emergenti citati prima dove piantano centinaia di ettari di prodotto e con l'uso della chimica e della tecnologia riescono a farlo a bassissimo prezzo, non potremo mai competere nel mondo con il prezzo, quindi noi possiamo competere con la qualità, con il know-how, la conoscenza degli italiani, con la storia degli italiani e con la diversità dei nostri prodotti. Io come azienda l'anno scorso mi sono posto un obiettivo, portare i nostri vini in Cina. Quando lo dico qualcuno sorride perché in Cina non hanno neanche da mangiare, vuoi che bevano. Tenete presente che la Cina è per fascia di economica, i ricchi in Cina sono tanti come gli europei, quindi sono molti. Basta che bevano un bicchiere di vino e l'Italia, la Spagna e la Francia, 3 grossi produttori di vino, non basterebbero per accontentare le richieste che loro fanno. Noi siamo stati ospiti del ministro dell'agricoltura cinese e gli abbiamo detto noi non vogliamo portare a voi il vino, prima vogliamo insegnarvi a farlo e fare quello quotidiano, noi vi porteremo quello di qualità. Sembra una stupidaggine, ha sorriso anche il ministro, ma ci ha pensato su, ha detto se voi ci insegnate a fare il vino base per poter permettere ai cinesi che se lo possono permettere di poter bere un bicchiere di vino in un anno, sicuramente daremo spazio perché voi possiate portare un qualcosa in più, un vino che lasci un'emozione, un ricordo dell'Italia. Tenete presente che ho citato la Cina non a caso. In Cina, io ho visitato alcune zone, hanno delle capacità produttive interessantissime, ma sono talmente tanti che avremo sicuramente di che portare container e container di bottiglie. Qualcuno dice ma sì, ma se vogliamo parlare di vino e territorio dobbiamo farlo consumare nel proprio territorio, la cosiddetta filiera corta. A me piace quando si parla di filiera corta, ma se ognuno mangia ciò che produce, i trentini mangiano mele e vino, noi mangiamo qualcos'altro e a me questo termine di filiera corta non piace tanto. Io dico sempre che bisogna consumare un vino tipico di un territorio e mi auguro che si consumi il vino di tutta Italia. Perché? Perché l'Italia ha una diversità di produzione che è unica, intrinseca e espressione del territorio dove viene prodotto. Quindi dobbiamo imparare a conoscere i prodotti, dobbiamo imparare a conoscere la qualità intrinseca, territoriale, varietale di quei prodotti, l'amore che ci mette chi li produce e non a caso adesso con la Regione Veneto abbiamo iniziato a impiantare dei vigneti vivaio dove faremo delle moltiplicazioni sulle vecchie varietà autoctone di ogni territorio. Perché questo? Perché negli anni 80, quando tutti producevano vino, si sono impiantate in tutta Italia, direi quasi in tutto il mondo, molte varietà conosciute, francesi, Merlot, Cabernet, Chardonnay, e questi li trovate in tutto il mondo. Competere contro gli amici californiani, neozelandesi, sudafricani con un Merlot, un Chardonnay e Cabernet è una battaglia persa. Riescono a farli buoni, di grande qualità, che costano poco. Noi dobbiamo puntare sui vini, oltre che naturali, io andrei oltre, espressione del territorio. Noi abbiamo molte varietà e il Veneto, Venezia, siamo a Venezia e ne è espressione che non conosciamo neanche, che non abbiamo neanche mai sentito parlarne e che sono tipiche perché da qui venivano qualche millennio di anni fa, non qualche decina di anni fa. Nella villa di Marina di Lugugnana, un scavo archeologico, sono state trovate delle vasche di pigiatura con dei vinaccioli
dove si possono datare a qualche migliaio di anni prima di Cristo la vite in questa zona. Era una vite di palude, di acqua salmastra. Su questo io, visto che siamo a Venezia, vorrei ricordare che Venezia ha ancora oggi vivo un vigneto che ha più di 100 anni di storia, di piede franco, non si è ammalato dalla fillossera perché è in un'isola, è dentro in mezzo alla laguna, e che noi da 10 anni vinifichiamo. Io ho accettato questa sfida per capire questo vino cosa poteva dare, questa uva cosa poteva dare. È un'uva diversa da tutte le altre, è un'uva che racconta in sé, nel bicchiere, quello che è il territorio dove viene prodotta. Da lì è nata la mia idea che ogni vino deve essere espressione di un territorio. Se noi impariamo a riscoprire le vecchie varietà nostre, impiantare quelle varietà, perché dobbiamo partire dalle talee, rifare le talee, coltivarle, produrre l'uva in maniera naturale, certificata, e trasformarli in vino, nessun paese al mondo potrà copiare, clonare questi vini e metterli in commercio. Quindi se vogliamo avere un futuro nella viticoltura, far capire al consumatore che è una filosofia di vita prima di tutto, che dà un prodotto espressione di un territorio e che dà un prodotto sano. Se riusciamo a trasmettere questo, vedrete che molti consumatori, anche del mondo, io li chiamo convenzionale, passeranno al biologico. Chi mi conosce sa che io non faccio mai assaggiare un vino dicendo prima che è biologico o addirittura adesso nella nuova linea senza solfiti. Dico è un vino che ha un buon rapporto qualità-prezzo e di qualità. Se poi ti piace e ti va bene il prezzo, ti dico che è biologico, se non lo scegli è un problema di chi poi lo va a bere. Grazie. Prima di andare a concludere, a me sempre viene spontanea una domanda per concludere anche un po' i concetti di questo incontro. Se ho ben capito, e scusatemi se magari adesso uso biologico e biodinamico per accorciare i termini e quindi il tipo, e dire, ma è vero che i vini ottenuti da agricoltura solo biologica sono caratterizzati a differenza, come dicevo prima, dei vini naturali, tanto per farci questa distinzione che poi abbiamo capito come si accorpa, sono caratterizzati più da una grande vivacità e da un colore intenso? E a questo punto magari è un'ulteriore mia domanda, perché in fin dei conti sono le mie, per così dire, le mie sensazioni che devono essere avvalorate o risposte chiaramente da coloro i quali coltivano o hanno questa filosofia. Io direi, forse, vini naturali riesco a sincerarmi di più della differenza dannata. Con i vini biologici mi capita spesso e volentieri magari di non riconoscere perfettamente la distinzione dell'annata. Scusate il mio modo per accorciare la domanda fra biologici e biodinamici, che poi alla fine il biodinamico diventa un valore aggiunto del biologico e quant'altro, eccetera. Però se vogliamo fare una piccola distinzione anche fra filosofie, può essere un modo per uscire anche da questa giornata, per poter in qualche modo confrontarci con i vini che chiaramente i produttori oggi ci presentano, per poter dire ci può stare una differenza. Non lo so chi mi darà la risposta, però scusate anche la mia banalità di domanda, se per caso è così. Bravo. Sì. Mauro, puoi venire qua? Grazie. Per chi non lo conoscesse, Mauro Lorenzon, winemaker, ma grande esperto e grande appassionato di vino. No, volevo dire una cosa semplice. Secondo me nessuna normativa riuscirà a porre questo dilemma. L'unica normativa semplice potrebbe essere che ogni produttore si autocertifichi. In maniera molto semplice, siccome non è vietato scrivere gli ingredienti nella bottiglia, in forma personale e autodisciplinata si scrivono gli ingredienti. L'unico elemento alimento in Europa che non ha scritto gli ingredienti è il vino. Nell'acqua minerale io non ci vedo neanche perché sono anche mezzo orbo, c'è scritto stronzio, tutte queste robe qua, tutti gli elementi che ci sono, metalli pesanti o altro, sul vino non c'è scritto niente. Ecco, quindi l'unica maniera per dire che un vino è naturale è capire che cosa c'è dentro, perché è più naturale un vino che ha 10 mg di soffrosa o 11 mg litro, è meno naturale uno che ne ha 110 fino a 110. È più naturale un vino che
fermenta con i lieviti propri e non con i lieviti selezionati. Magari un vino tipico, un Tokai di Lison o Tokai friulano che fermenta con i lieviti francesi. Non è, sì, anche i lieviti francesi sono naturali, però non sono suoi, quindi dichiarare che lieviti, dichiarare quanta solforosa, dichiarare tutto, questo è l'unico sistema per superare questa impasse. E poi c'è il sistema dell'autodisciplina, che le associazioni rappresentate appunto da Angiolino, Vinatur, e poi c'è il AAA e poi anche tanti altri, loro nel suo contesto hanno questa autodisciplina. E c'è un'autodisciplina che prima di entrare, ecco, io devo partecipare con un vino che faccio anch'io da poco, sono un oste prestato al contado, devo partecipare alla diciamo, alla riunione di vignaioli naturali, devo partecipare con il mio prosecco e devo portare i campioni, lui li analizza e se sono degni di entrare a far parte di quella sessione di vini naturali posso partecipare, altrimenti se hanno i valori di solforosa eccessivi, se hanno dei metalli pesanti all'interno, non entro con il gruppo di Maure. E questa è un'autodisciplina. Adesso col tempo lui mi diceva che i suoi associati adesso sta consigliando di scrivere gli ingredienti, ma col tempo saranno obbligati. Già in altre organizzazioni è già parzialmente obbligato. Comunque per partecipare a questi gruppi di autodisciplina scriviamo gli ingredienti, qui si supera tutto quanto, tutti i problemi di tutta la natura, che sia convenzionale, tradizionale, biologico, biodinamico, capire che il vino deve essere genuino e buono oltre il gusto. E sul gusto ci possiamo dividere, per carità. Se mi piace espulse, mi piace espulse. E poi ti dico che il pubblico invece accoglie molto bene questo tipo di vini. Io rappresento, oltre che sono presidente dell'associazione Enoiteche, che ci siamo raggruppati con un'altra associazione che si chiama Vinarius e rappresentiamo 200 punti mescita e asporto in Italia. E anche noi facciamo i nostri sondaggi all'interno. Diciamo che il pubblico non chiede niente, il pubblico accetta le proposte di noi che siamo in prima linea, i più grandi comunicatori, siamo noi ristoratori. I guidasti, che io chiamo guidasti, giornalisti che fanno guasti, fanno solo delle presentazioni e delle osservazioni soggettive e non vanno nemmeno a fondo sulla genuinità del prodotto. E quindi ecco che il rapporto con il pubblico deve essere un'unione insieme fra i rappresentanti dei vignaioli e i rappresentanti della distribuzione, tra cui naturalmente con gran dignità l'Associazione Italiana Sommelier. Grazie, scusi del Ciacque. In realtà qua mi ha superato a sinistra, nel senso che è da tempo che noi sosteniamo che andrebbero indicati gli ingredienti sul vino. Chi non è a favore è l'industria enologica convenzionale, che chiaramente si troverebbe alla necessità di una retroetichetta un po' più lunga per metterci dentro i nomi delle sostanze che sono usate come coadiuvante e come additivo. Il problema purtroppo è che in questa fase chi scriva qualcosa oltre ai solfiti in etichetta viene sanzionato, perché la legge precisa chiaramente cosa si deve mettere, non si può mettere sull'etichetta del vino, e l'ICQ, la vecchia repressione frodi, o i NAS o chiunque altro eleverebbero sanzioni a un vino che dichiarasse che contiene come chiarificante albumina o qualsiasi altra roba. Non può attualmente essere utilizzato sul vino, sono normative in ambito internazionale, cioè, proprio è vietato. Oltre al fatto ci sarebbe anche l'aspetto curioso che se un viticoltore biologico volesse scrivere contengo 20 ppm di anidride solforosa, quando il vino convenzionale non scrive di averne dentro 150 e dichiara nulla in etichetta, sembrerebbe che chi fa il vino biologico mette la solforosa e l'altro che non la indica invece sembrerebbe il vino pulito, per cui è un'operazione abbastanza rischiosa. Noi come azienda abbiamo scelto di scrivere nella retroetichetta i valori reali.
le analisi ufficiali, non puoi assolutamente imbrogliare lì, no? E vedo da parte del consumatore un grande ringraziamento per questa informazione, che quando abbiamo 13 scriviamo 13, quando abbiamo sotto 10, sapete che per la legge europea si può scrivere non contiene sulfiti, scriviamo non contiene sulfiti, punto. Cioè vedo che da parte del consumatore è stato applaudito questa storia qua. No, ho chiesto alla repressione no, ho chiesto a loro, si può scrivere, non c'è nessuna legge che vieta il non scrivere i quantitativi. I quantitativi, cos'è? Ti manderò i riferimenti a parte. Vabbè. E poi volevo fare una piccola precisazione perché non mi piacciono le storie lasciate a metà. Allora, la grossa diatriba che è nata tra legiferare il vino biologico e non biologico, Daniele, non l'hai raccontata tutta? Perché non è che Bruxelles si abbia ingrippato sulla faccenda che l'Italia voleva diminuire lo zolfo e tutte quelle storie qua. Si è ingrippata perché io ho visto il protocollo che avevano presentato, cioè il vino biologico si poteva fare ed era esattamente uguale al vino convenzionale, cioè potevi usare i lieviti, potevi usare gli enzimi, sì, protocollo, che dopo per fortuna Bruxelles ha bocciato, per fortuna. Me l'hanno fatto leggere, questa roba qua, c'era tutto. Allora, niente, voglio aggiungere forse anch'io qualche piccola provocazione sull'argomento. Mi dispiace di non aver portato la presentazione della dottoressa Micheloni, che è un tecnico nazionale che milita all'interno di AIAB, che è una delle più grandi associazioni culturali del biologico, perché in qualità di responsabile di questo progetto Orwine per l'Italia aveva in pratica preparato delle bellissime tabelle sulle quali dava indicazione concreta di tutte quelle che erano le esperienze fatte riguardo alla possibilità di utilizzare determinate sostanze entro determinati limiti. Qui purtroppo solo per esempio questa tabella relativa all'utilizzo dell'anidride solforosa così come indicata negli standard privatistici di 6 prodotti per 6 nazioni diverse. Voi vedete all'interno di questa tabella che sono indicati dei limiti diversi per quel che riguarda l'utilizzo di questa sostanza. Il problema però non sta qui solo nel capire esattamente quelli che sono i limiti dell'utilizzo, ma i limiti che vengono rilevati al momento del consumo. Tecnicamente potrebbe essere spiegato molto meglio di me da qualcun altro il fatto che questa sostanza apportata nel momento della vinificazione non è la stessa che poi ci ritroviamo al momento del consumo. Quindi anche questi limiti devono trovare una loro logica nella collocazione giusta all'interno della normativa. Chiaramente qualche elemento di riferimento normativo doveva esserci e per questo comunque è stato indicato. Bene, grazie. So che un commento da Gaspare Buscemi lo vogliamo avere, magari un po' stretto perché vogliamo anche concludere. Mi sembra che ormai si sia detto tanto. Io sono sempre un po', cioè dico, a proposito dell'anidride solforosa, sappiamo che è un componente in evoluzione e quindi a un certo momento dire perché dice dire in effetti quanta ce n'è il consumo è una cosa impossibile, bisognerebbe farlo al momento in cui si apre la bottiglia e quindi non è, possiamo indicare dei limiti massimi che siano magari minori dei limiti legali dei vini normali, diciamo no, questo sì, ma non potremo mai dire quanto sarà il consumo, perché se lo consumo oggi è un fatto, se lo consumo fra 3 mesi già è cambiato questo qui, e anche qualche altro valore come l'acidità totale, il pH possono cambiare, voglio dire. Sì, no, certo, diminuisce, sì, no, dico questo certamente, ma quello che invece io trovo in tutto questo panorama viene fuori ancora una volta che dopo 50 anni non siamo ancora arrivati da nessuna parte, perché siamo appena adesso a cominciare la ricerca, a cominciare il marketing, a cominciare tutto. Abbiamo fatto del Tokai, no? 4 varietà, ma non sono 4, ricordiamoci la divisione in Tokai italico e Tokai friulano che è stata la prima. Così abbiamo veramente
creato una grande confusione e la comunicazione difficilmente riesce a comunicare. Cioè noi non abbiamo ancora accolto quello che è la divisione sostanziale dei vini, che per me sono addirittura di due tipi queste divisioni. I vini di territorio, che dovrebbero riportare esclusivamente il nome del territorio, perché abbiamo visto che i nostri vini di territorio, non so, prendete Piave, è una denominazione di origine controllata. Per definizione, dico Piave per non dire Friuli, è una denominazione di origine, quindi di territorio, che dovrebbe identificare un vino. Beh, voi trovatemi un vino che si chiama Piave, o trovatemi un vino che si chiama Friuli. Quindi noi andiamo addirittura a codificare in modo completamente diverso e dopo pretendiamo di comunicare delle cose. Allora, il vitigno, no? Basta sentire qui, assaggiano un vino, con che uva è fatto? Ma sì, ma dico, ma cosa ti interessa con che uva è fatto? Dici, tanto questa uva, se è vero che qui produce in modo diverso che lì, e se è vero che è elaborata in modo diverso, si dà dei prodotti diversi, sapere qual è l'uva è un dato di poco conto. Beh, insomma, è abbastanza di poco conto, mentre invece sapere il territorio mi sembra che sia il fatto determinante. Ora invece si supera molte volte e si chiede di uva e non si chiede di territorio. È una diatriba che si prolunga, quindi in ogni caso non la concludiamo mai. Vabbè, sì, ma voglio dire, comunque io dico, oggi ci sono i vini di territorio e i vini da vitigno, no? Che sono stati anche codificati nell'ultima legge organizzazione del mercato CE, no? Grazie. Io dico che poi c'è un'altra divisione fondamentale. I vini fatti per essere consumati domani, entro un anno, per essere di prodotti di consumo piuttosto rapido, e sono quelli dei mercati globali, quelli che a un certo momento noi compriamo anche da fuori, per dire, o che possiamo vendere fuori a grandi quantitativi, e sono vini naturalmente fatti con una tecnologia che può essere anche abbastanza veloce. Lì deve guardare il costo, deve guardare aspetti economici, perché il prodotto deve costare sempre meno. Ma se noi cerchiamo di fare dei prodotti che costeranno sempre meno, a un certo momento perderemo quello che è il valore più importante del vino, che è la qualità assoluta. Grazie. Che è quella che si riflette in una bottiglia dopo un anno, dopo 10, dopo 20, che è quella che produce del vino un valore. Bene. E che fa l'immagine del vino, non solo di quello, ma anche di quello più cattivo, voglio dire, no? Ecco, noi non abbiamo questa distinzione, per esempio, perché produrre una bottiglia perché io la possa bere anche fra 20 anni, o produrre una bottiglia perché io la possa bere o la debba bere domani o dopodomani, sono due modi completamente diversi di produrre e sono due merceologi completamente diversi. Questo è assodato. Io credo che questa sia la distinzione. È assodato, sì, d'accordo. Ecco, e grazie, poi dico scusa, solo una cosa, sulla naturalità di produzione. Io che parlo di artigianato da un bel po', dico, ecco, ho cercato di definire non i prodotti, però se io dico che non utilizzo tecnologie industriali, no? Che sono standardizzanti, perché dal lievito selezionato alla fermentazione controllata, a certe cose, quindi che non utilizzo stabilizzanti o conservanti, cioè vuol dire che io sono stato capace di condurre una fermentazione, una produzione, no? Che naturalmente è riuscita a portarsi alla sua qualità merceologica e alla sua stabilità naturale. Questo è il principio naturale. Sembra che sia un principio semplice. Il principio naturale che chiaramente noi ci vogliamo un po' presentare. Bene, se c'è qualche domanda la accettiamo. Se dobbiamo concludere, a me viene in mente un'ulteriore provocazione, ma non voglio tediare per poter dire che andiamo, sforiamo e quant'altro. Io ci ho messo anche il tema costi-prezzo. Com'è che in questi casi appunto quali sono i parametri per cui magari la produzione va un po' orientata per quanto riguarda anche un costo nel mercato? È più difficile? È più facile? Angiolino è sparito? Non è qua. Voglio dire, diventa difficile parametrarsi, dobbiamo confrontarci o andiamo in quella nicchia che indubbiamente vale una bassa produzione, una bassa resa e giustamente anche una qualità ricercata maggiore. In questi casi quant'è difficile porsi nel mercato con i vini tradizionali o quella tecnologia che chiaramente certe volte investe fin troppo i nostri vini? Allora,
velocemente. Quando arriveremo a riappropriarci delle vecchie conoscenze che i nostri antichi avevano già, e purtroppo in questi 50-60 anni di chimica sono state distrutte queste conoscenze, diventeremo più bravi e esisteranno ancora un'altra volta i vini naturali o da territorio, non so, chiamateli a livello, la parola che volete, esisteranno vini di territorio da pochi soldi, vini semplici e vini importanti, i vini del territorio importanti, le due. Ho sempre ragione io, alla fine abbiamo bisogno ancora di tanta ricerca per capire di più e che la conoscenza che avremo dopo, che per adesso è una novità, diventi una normalità. Allora faremo vini naturali, alla fine non spendiamo soldi di chimica, non spendiamo soldi di tecnologia, mettiamo tutto in tasca. Il problema adesso dove sta? Che quasi tutti i naturalisti estremi, compresa la mia azienda, paghiamo di tasca nostra il maestro. In che senso? Quasi tutti gli anni abbiamo sempre la botte che non finisce la fermentazione, che fa l'alcolica insieme alla manolatica, che i batteri portano l'acidità volatile fuori posto. Abbiamo sempre qualcosa da buttare via. Bisogna arrivare a non buttare via niente. Quando arriveremo lì, i costi si abbasseranno e saranno i prezzi più bassi, no? Nel caso mio, non so, conoscete i miei prezzi, spazio da 4 euro a 11 euro a 10 euro i vini fermi, 17 euro il vino passito, il vino recioto, là. Noi riusciamo con 9 ettari a vivere alla grande, vivere benissimo, per dirti, ecco, sì, che vuol dire che i prezzi di vini naturali non è giusto, come nel resto dei prodotti agricoli biologici, non è giusto che costano di più. Bisogna aspettare che trapassi questo piccolo periodo qua, che arriviamo a imparare meglio e riuscire a produrre tutti gli anni con garanzia, tutto lì. Bene, allora conclusione, se vogliamo dire, dico, oggi qualcosa portiamo a casa. Ci capita spesso e volentieri di pensare che tutti i vini si assomigliano, ed è vero, siamo abituati a questo, li vogliamo così in certe occasioni. E ci capita spesso e volentieri di discutere sulle differenze d'annata, sono scomparse negli ultimi anni, sono tutti quanti questi vini un po', chiamiamoli omologati da questo punto di vista, cioè voglio dire che qualche volta ci capita anche, spesso e volentieri, di non avere questa eco, o perlomeno di avere questa soddisfazione. Io vorrei dettare, l'ho detto spesso e volentieri, anche la nostra associazione dovrebbe cercare una personalità. E se c'è una personalità è chiaro che si deve orientare, deve dare delle indicazioni per quanto riguarda anche far capire a coloro i quali poi si apprestano a comunicare, a testimoniare o quant'altro, che certe volte magari forse esageriamo nel dover riconoscere solo l'omologazione. Quindi cerchiamo di ampliare le nostre conoscenze in quella che in fin dei conti debba essere un settore che giustamente si deve ampliare anche da parte nostra, quindi accettiamoli e nello stesso tempo cerchiamo di divulgarli. Magari prima Angiolino mi diceva non preoccuparti, l'abbiamo già fatto, ma io sono convinto che per il 98% non l'hanno ancora fatto. Noi qualche volta parliamo, anzi ci impegniamo a far conoscere, a far leggere queste carte dei vini nei ristoranti, perché diciamo sempre che noi siamo, scusate se tutti mi hanno sentito dire sempre le stesse cose, ma è giusto ripeterle, noi siamo il popolo dell'abbastanza. Con l'abbastanza noi viviamo alla grande, non vogliamo mai esporci o dosare nei nostri orientamenti o quant'altro. Allora dico osiamo, allora dico muoviamoci, svegliamoci un po' in queste considerazioni. E se c'è quel concorso alla carta dei vini dei ristoranti veneti, è proprio perché noi vogliamo che la gente diventi un critico per la lettura, che vuol dire com'è la scelta, qual è la proporzione, qual è il costo, qual è la conoscenza di quei nomi dei produttori che in fin dei conti dopo devono essere immaginati, se non chiaramente riconosciuti. È solo questo il modo per uscire dalla banalità e dalla superficialità. Perché non proporre un'idea che in questo concorso Carta dei Vini si vadano a premiare quelle carte che evidenziano a parte, dico questi sono i vini che provengono da, eccetera, in maniera tale che quel consumatore o perlomeno quel ristoratore non debba continuamente rimarcare l'idea appunto di poterli in qualche modo anche divulgare. L'altro giorno mi sono accorto anche di una carta dei vini molto, molto originale, aveva messo
in una parte della sua cartellina scritto gli orfanelli, cioè vuol dire quelle che erano gli unici esemplari. Cioè, c'è ancora una bottiglia, se la volete, perché ci capita spesso e volentieri di entrare in ristorante e probabilmente queste mega carte poi non hanno le quantità. Cioè vuol dire che hanno 1 o 2 bottiglie da distribuzione ma non hanno le quantità. E voi sapete che io sono per le carte dei vini proporzionate, proporzionali, selezionate perché personali e perché chiaramente sentite. Io vi ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato oggi a questa, diciamo così, utile, se questo può essere un motivo perché raccogliamo e portiamo a casa qualcosa di noi anche da questa giornata, e c'è già Angiolino che vuole ancora dire qualcosa. In qualità di naturalista degli anni 90, dove eravamo tutti ignorati, negli anni 2000 dove eravamo tutti ridicolizzati, in questi anni 2010 l'associazione Sommelier che si fa avanti a organizzare a Venezia una cosa così bella, volevo complimentarmi con lui, con tutti quelli che hanno deciso, perché alla fine voi siete veramente nel mondo della comunicazione, è una fetta importante il Sommelier. Sì che se voi vi siete degnati a farci entrare nelle vostre case, a farci entrare nelle vostre manifestazioni, a sposare un pochettino o dare un occhio di riguardo a questo, volevo soltanto ringraziarvi, perché io ho pagato proprio dal 90 in qua tutto il resto, e penso Daniele è uguale, no? Sì che stiamo vivendo un attimo di gloria ed questo è il momento, comunque continuo a dire ai miei, il momento del confronto. Il momento del confronto è il momento più importante. Siamo come la ragazza prostituta che ha sposato il miglior ragazzo del paese, per 10 anni lei, per riscattare la sua onestà, è costretta ad accudire i suoi figli che siano i più puliti di tutti, il marito con la camicia sempre stirata, sempre a posto, non farsi mai vedere in una strada a parlare con un maschio. Passato questo periodo qua, che per noi sono questi 10 anni, è un po' il contrario, dottore, passato questo periodo qua arriverà il momento dell'innamoramento e poi possiamo permetterci il lusso di fare qualche errore. La ragazza può farsi vedere e parlare con un uomo, non succede niente a livello pettegolezzi. Noi stiamo attraversando questo momento qua, che è un po' il contrario, come dicevo prima. Noi che non inquiniamo, che vi lasciamo qualcosa di pulito nella terra, che non inquiniamo le falde acquifere, tutte queste statistiche qua, la terra che sta morendo, Fregoni che fa 2500 analisi e dice che nel 45 5% di materia organica, nel 2000 1% di materia organica. La terra non può sopravvivere altri 20 anni come i 50 passati. Sì che arriviamo noi a portare questo, dovremmo essere la bandiera, dovremmo essere, no? Saremmo quelli che danno da mangiare un giorno, caspita. No, dobbiamo pagare per fare questo, ma non fa niente, paghiamo volentieri, paghiamo volentieri, purché venga fatto. Allora, grazie a tutti della vostra partecipazione, ma se permettete, a nome di tutti, grazie per la passione che hanno dimostrato tutti i relatori. E oltre a questo, anche se c'è un messaggio, noi ci auguriamo, abbiamo visto cosa vuol dire e abbiamo cercato di vedere cos'è naturale. Vedremo anche perché Venezia, come una volta con le sue navi, con le sue galere, eccetera, portava un po' di storia, oltre che di ovviamente provvista e compagnia bella a tutto il mondo, così Venezia dovrebbe portare forse oggi anche delle idee che speriamo possano essere coltivate anche in altri paesi. Grazie a voi e a tutti della vostra attenzione.